Siamo giunti così al centrale della giornata, il premio Cirmolo, la corsa con maggiore dotazione, 9.900 euro, cavalli chiamati per questa corsa importante di questo convegno. Sono cavalli di 5-6 anni, vincitori da 15.000 euro a 50.000 euro. Sono partenza dietro l'autostart, il miglio da percorrere, una corsa internazionale. Andiamo a vedere il campo di questi 7 partenti che daranno il via a questa corsa. Con il numero 1 Foster SSM guidato da Carlo Udorovic, con il numero 2 Happy Lorenzo Talpo Junior, con il numero 3 Freya Baba Andrea Farolfi, con il numero 4 Flash Italia Lorenzo Baldi, 5 Epico dell'Est Marcello Di Nicola e con il numero 6 Flash Call con Antonio Di Nardo. L'unico in seconda fila è il 7 Fiamma NP guidata da Roberto Vecchione. Corsa con un pronostico abbastanza netto, quello per il numero 7 in questo momento a mezzo, e l'alternativa viene considerato Happy oppure con un po' più di distanza Flash Call oppure Epico dell'Est. La macchina sta accelerando, quindi si va verso la partenza, si stanno per chiudere le ali dell'autostart, cosa che succede in questo momento quando Flash Italia prende la partenza migliore, si mette davanti a Freya Baba in seconda posizione, rimane a destra Epico dell'Est, a destra di Foster SSM che dal numero 1 ha mantenuto la terza posizione. Senza colpo ferire Flash Italia è andato davanti Numero e guida 1 dopo un Foster palletto da 14 SSM e 4 squalificato. si perde l'andatura, quindi si elimina il numero 1 Foster SSM e rimangono davanti con un buon ritmo Lorenzo Baldi con Flash Italia, seguito da Andrea Farolfi con Freya Baba. Poi c'è una frazione del gruppo, poi troviamo Epico dell'Est e poi a seguire tutti gli altri che ovviamente attendono che il ritmo si faccia meno rovente rispetto a questo 28,8 dei primi 400 metri. Non lesina invece l'andatura perché anche 14,7 per quella che è la seconda curva e Lorenzo Baldi ovviamente non intende rallentare il ritmo, lo continua a seguire Freya Baba. Al quarto posto abbiamo Happy, poi abbiamo il numero 7 di Fiamma NP e a chiudere la fila Flash Call. Siamo passati Numero 3 Freya 57,7. Baba squalificato, Quelli che sono gli Ambio. 800 metri sbaglia Freya Baba e quindi Flash Italia rimane con un vantaggio più che discreto, un paio di lunghezze su Epico dell'Est che ora si riavvicina chilometro in 1:12 e 3, però dopo essere dato un po' di gas Flash Italia sembra ora accusare l'andatura. Epico dell'Est si avvicina, si mette a destra quando siamo a 500 metri dall'arrivo, gli altri non sembrano produttivi. Epico dell'Est affianca a 400 metri dal palo il leader Flash Italia, Epico dell'Est sta già per superarlo a metà della curva, Happy si è messo a destra e arriva sui primi, mentre alla corda abbiamo Antonio Di Nardo con Flash Call con numero 6 che proverà l'open stretch. La curva in 14,7, entriamo in retta d'arrivo, è in crisi Flash Italia, se ne va Epico dell'Est, in open stretch prova Flash Call che prova per la seconda moneta perché Epico dell'Est se n'è andato, primo il 5, secondo il 6, tempo al chilometro 1:12 e 6, 1:56 e 2 per completare il miglio di questa sesta corsa con una bellissima vittoria di Epico dell'Est guidato da Marcello Di Nicola che ne segue anche il training. La proprietà è del signore Stratti Vivaldo per questo castrone di 6 anni da Exploit CAF e Terra dell'Est. Quindi al secondo posto abbiamo Flash Call, al terzo posto il numero 4 di Flash Italia, poi abbiamo Happy che precede Fiamma NP.